nel senso che se ci fossero stati i pastori tutto questo legname sarebbe stato accatastato. Ma difatti la stessa cosa che hai detto io sì. 40 anni fa, Sì. non ero che degrado. Sì. E dopo tu vedi la differenza tra un pascolo, un prato pascolato e uno che non è. Adesso qui è anche abbastanza piacevole camminare nel pascolato. Immagina se dopo faremo la differenza con la zona sopra, Ecco. che non sarà pascolata perché la strada purtroppo, Uno rubo chi doveva soprattutto le slavine, sono con gli alberi che crescono. E... l'unico rubo biero che viene faus florì. Di valanga e dove ogni tanto si vedono i solchi dei torrenti che si formano quando piove tanto, no? Sì, E quindi porta giù tutto il detrito e anche qua stiamo camminando su antico detrito depositato, anche detrito proveniente da quella. Certo. E quindi sì, è tutto Roba che venuta un ghiaione diventato prato praticamente, stabilizzato dalla vegetazione. Stabilizzato dalla vegetazione, in più probabilmente nei milioni di anni con la rivoluzione è rimasta un po' di terra. Secondo me si è formata dopo questa, perché si vede che hanno smesso di franare tanto. Ma però non è di origine vegetale, mi pare. Dici questo? Ma lì volevo vedere con un geologo, perché secondo me, ragionando, un po' con il ribaltamento di tutto, un po' di terra deve essere rimasta. Siccome qui eravamo sott'acqua. Sì. Andiamo dietro là, guardiamo là. Sì. Vabbè che quello lì è comunque permiano, come roccia molto più recente che non questa. Quasi 200 milioni di anni più recente. Differenza, sì. E là invece si frattura molto di più, perché è più debole come calcare quello là. Sì. Io lì non ho capito quei due calcari quando si sono formati diversamente. Allora, questi sono barriere, scogliere coralline del Devoniano, Esatto. quindi 360-420 milioni di anni fa circa. Poi queste barriere sono sprofondate e sono state coperte da dei fanghi calcarei che sono le arenarie e le marne del Crostis, di Fleons, solo che a Fleons sono state poi metamorfizzate perché c'è stata loro genesi arcinica. Sì. Quando poi tutto quel sistema lì di montagne è tornato a sprofondare sott'acqua, si sono riformati contesti di laguna e di scogliera, chiamiamola corallina anche se in questo caso non è più corretto, e abbiamo il chiadin, spina pesce che abbiamo visto prima, e poi pian pianino più scendiamo abbiamo quelli del Mesozoico di Dolomiti Pesarine eccetera eccetera. Sierra. Come si chiama? Il Nava Giusto? Nava Giusto, che abbia la stessa origine di quelli là o di questa? Nava Just, Che è questo qua. che è questo qua, dovrebbe essere come questo. Dovrebbe essere come questo, perché è un dentino che è sovrascorso sulle altre rocce, perché poi qua è tutto un casotto di faglie. Sì, io poi i dopo dettagli le non li faglie. so perché non sono geologo. La faglia di Bordali è famosa, però deve andare dentro, mi pare, nel come si chiama? Nella Giramondo. Sì, Parte da Giramondo e gira. Sì. Dopo ti chiederò un altro dubbio che ho. Poi qua si vede quanto è stato. Questi qua sono tutti stati pascolati. E sono i cerri anche. Sì, assolutamente. Questo è morto ormai. Ma ti dirò che qui la vegetazione è più una disgrazia che un utile. Perché se non vedi... Guarda com'è pieno di il sedimento, com'è pieno di detrito. Cioè si è sradicato perché purtroppo il terreno non era sano e quindi con la violenza della slavina ha portato con sé anche qualche parte di dove era. Quindi possiamo anche dire che qui saranno almeno 60 anni che non veniva una slavina di questo tipo, perché se questo albero avrà sicuramente più di 60 anni, vuol dire che dove era nato lui erano 60 anni che non passava una slavina. O si è indebolito perché era malato e quella slavina non è riuscito a sopportarlo.
Però guardando il tutto, guardando la vastità Questo hai ragione, sì. e guardando l'insieme, sì, quella è un'osservazione su un soggetto, però nell'insieme dovremmo dire che è stata una slavina un po' più potente del solito. Sì, qua direi che non si staccano slavine grosse No. di recente perché abbiamo tutti Sì. i piccoli larici e i piccoli Sì. abeti. Sì. Là sicuro si stacca, ma i mughi Sì. sono fatti apposta per sopravvivere. Sì. Qua invece penso sia... Cos'è Vaia che ha buttato giù tutti questi? No, Vaia qui non è stata, Ah, per ecco. dire la verità. Qui è solo la slavina, perché sono Ah, anche ecco, dei periti. ecco. Però qui viene sempre una slavina qui più o meno grossa Sì, che va giù è. fino giù al bosco lì sotto. Mhm, Poi un anno è venuta e è passato oltre il Rio Bordalia. Sì. È passato oltre un anno così. Però secondo me qui è stata la coincidenza di due slavine, una che viene giù dalla... come si chiama? Dove siamo qui? La farcella che va un... Dall'Ombladete, Ombladete. forse dal Volaia lato sinistro, e si è assommata all'altra. Quindi due lingue. Due lingue che si sono sommate e hanno fatto il disastro. Sì, perché questo è perfetto. Sì, perché se tu Uno guardi anche- scivolo per valanghe. Sì, esatto. Si vede Però anche la roccia levigata Sì. sia dall'acqua che dalle Esatto. valanghe. Però se tu guardi la direzione degli alberi caduti vuol dire Sì, che sì. la slavina è venuta giù da hai qui. ragione. Guarda, E sì, saranno sicuramente un 60, 50, 60 anni che non veniva una slavina giù da questa parte. sì. Può essere stata con le nevicate 2014? O quella può- più recente 2021? No, 2014 è più facile perché questi sono già abbastanza deferiti e quindi è più vecchio. Sì, ricordo nel 2014 è stato uno dei più nevosi mi pare recenti. Però ti dirò slavine, diciamo così, diverse da quelle di un tempo, perché quelle di un tempo facevano 2 metri magari di fondo Sì. e veniva la slavina sopra e quindi non faceva il danno. Adesso viene la slavina raso terra, Quella che si stacca da sotto. che si stacca da sotto e porta via tutto quel che trova, Perché anche è il terreno, più gelato il terreno, no? perché il terreno non Fa è troppo gelato caldo ancora. e quindi addirittura fa dei solchi come l'acqua, Sì, si vedono benissimo. fa dei solchi dove passa. Guarda che l'ho visto bene. In giugno in realtà. Però sì. Sì, beh, ma in Fleons io ho notato questo discorso qua, che fa i solchi come praticamente una massa di acqua non gelata che avanza. Non è più la neve fredda Sì. e O magari valanghe di farinosa di un polvere. tempo. Esatto, ma farinosa di un tempo che magari anche era più leggera. Lì è proprio una massa di acqua quasi, no? Ed è compatta. Ti arrampichi un po', io non sono mai stato, però insomma non è che sia. Non credo. lì probabilmente passa una Io- faglia invece, Sì. in quel canalone a sinistra. Che vedi come la roccia scorre sopra e continua quella linea fino sopra. Quindi si vede che c'è una piccola linea lì. Celestino non per insegnarti, qualche bello non sto più. Bello, Sì, è bello, è abbastanza così avvolgente anche, no? Sì. Con i marmi di qua che Sì. Pensa qui, se c'è questo canale, vuol dire che per vecchio veniva acqua. Eh sì, Io non l'ho mai vista, mai. no.
qua in questa qui, di là sì, di qua mai, però guardando bene ce n'era anche una quantità, se non si è dirottata. Esatto, stavo pensando a quello che magari la risorgiva da cui usciva, è franato all'interno e ha cambiato la direzione. Potrebbe anche essere. Cioè, può essere una spiegazione solo così, perché qui è evidente che c'è acqua. Sì, No, dovresti tagliarlo nei mesi invernali. Ecco, d'inverno. Però anche nell'inverno, che potrebbe essere dicembre e febbraio, anche nell'inverno ci sono le date più opportune, c'è un calendario, che adesso non ricordo. Comunque io ho tagliato dei larici nucleonsi in dicembre, li ho lasciati asciugare, mi sono fatto le porte di casa, neanche una screpolatura. Tagliato in dicembre, lasciato asciugare anche un po'. I sitiatima chi teberdio di Ombladiot Abbas. E da chi podim proprio ammirare Bordalio, devor di me e la creto dal volaio, dut che scompless alle in tal comune di forse da vuatri. E si arriva su proprio para riprendi questos magerios purtroppo. Pensate che tal comune dal for ai primi anni 90 andero 40 berdios, 40 malghe, come attivos e saranno sieno 4-5. E l'ultimo viaggio che sono stato qui, 40 anni fa, pensate, voi hai una bella giornata da Tom, io chi faus, due pitturas di arancione, l'uccil blu e la creto che è proprio blanco, ma c'è magerios, che sto casero, che sta proprio land fraidescint, las logios, il tet annoleati. All'ero lo mio di agosto, 40 anni fa, quando ieri da Pedariu, e gli hai clamato l'ultim pastura chi Vigli de Fricine, si chiamava Luigi di Comune e all'ero originari da Sighet. Lui veniva su con la sos mangios, avevo 4-5 e la sua pensione avevo già oltre 70 anni, era nasciuta dal 7, alle muore dal 1990. La sua pensione l'aveva a comprare fempes mangios e quando il monteavo per Sant'Antoni, all'aveva avvisato i carabinieri che lui sarebbe passato con la sua mandrio, 5 e lui con la sua sbragos alla zuava di vilut l'ardios che si usava anche i timps coi calcions e calcins ravoiat tar un par di scarponoms al da viergevo lo corteo de svatios io sampogn se suonavo e al passavo con bravuro lo paese e dopo biel plan si inviavo su in Ombladiot. Pensate, è stato l'ultimo pastor proprio di questo zona che noi scioro di passione, ma dopo conteremo la storia. Oltre di Vigli de Fricine, ieri venuto con uno femmino appassionato di erbos. Si chiamava Maria Zanier. E io con suo pari e fornivo la chiesa farmaceutico Carlo Erba di Milano. E allora mi ha detto, e ti ven su a mostrare a conoscere le erbos. E questo zona mettuda plensariali e è scioro di Assenzio, che ha un gran profumo. Io invece lavo su Peralba, a Toli Arnico e a Toli Lichene. E mi avevo contata, perché l'ero venuto su, che te l'arts, che ero cencio ponto, perché la setos, avevo cionchiats, e mi dicevo che nascevo in simbiosi un fon che si chiamava Polyporus e questa venevo paiatan da questo chiaso farmaceutico parvio che io estraz, io dopravo per curare la tisi. Pensate, rubos dei tristimps. Però come
a mi ven veramente la malinconia a vedere che sclaps, che stiantonai squadrats a mam, che stan lantiu, tenuto su magari da smaltos magros, che a chi quando facevo l'albergo, facevo enti la malto, facevo la calcinario, e facevo il travament. Ecco, di là vediamo che gli ularts, che sono restati in paese, che non sono stati traziu des lavinos. Perché qui è una zona dove che petoiu las lavinos quando andine veros. E vedi mente la casero, las logios che a proteggi di questos grandos neveros ingrumavo gli claps. Allora in questo bielo giornato di ottobre, in dove che proprio il Signore nos ha regalato questo sorto giornato bielo di sariali, però c'è che non circondo mi fa venire la malinconia, questos logios, che stravaments fraidesciut, il lavoro appassionato dei nostri pastors, dei nostri boscadors. E vedin che mi dice Umberto De Antoni. Lui è nevuo dal cavalier Umberto De Antoni, lui che aveva dato la vita per fare su caseros, per fare su logios, per tenere a conti boschi. Contimi un tic di questo ombladiot Umberto, e che se le avendo malmettuta di la verità. Per dirti la verità non è malmesso, ma è un disastro, perché non è curato da nessuno e il pascolamento viene fatto da qualche manza che noi portiamo in Bordalia, e quindi, essendo ovviamente il territorio libero, senza confini, almeno una volta ogni tanto non ci sono i confini, possono venire qui a pascolare. La proprietà non dice niente, anzi è anche contenta si pascoli, perché almeno mantiene un attimino vivibile però i caseggiati sono a terra, la strada non c'è, e quindi questo abbandono è dovuto appunto all'incuria dell'uomo. Il valore del bosco è zero, il legname che c'è non interessa a nessuno perché non paghi neanche la nafta del trattore che viene a prenderlo, e quindi questo più quello più quell'altro dà questi risultati. Siamo tutti ormai diventati ricchi, quindi non ci interessa il territorio, non ci interessa l'ambiente. Purtroppo questa è la situazione, potrebbe essere un bel esempio di degrado ambientale e naturale. Quindi l'uomo, sì, è vero che fa anche dei danni, però se l'uomo nasce e vive sul territorio, sicuramente si appassiona e tiene le cose con amore e con desiderio di vederle bene, eccetera. Qui vedi proprio la differenza tra il pascolato e non pascolato, quindi anche il semplice pascolamento ti dà un risultato. Non so come finirà, perché tutte le normative, tutti i divieti che ci pongono, le complicazioni burocratiche non favoriscono, danno anche dei contributi, ma tante volte il contributo lo rinunci perché la burocrazia che c'è dietro e le difficoltà di trasporto, di movimento, di personale e di tutto il resto ti porta a questi risultati. Dopo di Ombladet posso dirti che fa parte dell'oasi di Bordalia, in quanto era in origine riserva di caccia di mio nonno, perché suo fratello aveva la proprietà e quindi ha potuto estendere la sua riserva da Bordalia anche in Ombladet, e quindi dopo la regione non ha rinnovato la concessione della riserva e ha fatto oasi di protezione che però i bracconieri, tu sai che vengono lo stesso, è comodo. E potrei dirti anche una cosa offensiva e ridicola, che hanno spostato il confine dell'oasi per favorire i cacciatori a venire con la macchina. Quindi noi, che prima era il confine sul torrente, hanno spostato questo confine dell'oasi retrocedendo, permettendo ai cacciatori di venire con la macchina sulla strada, cose inenarrabili, no? Perché ottieni una zona riservata o inutile diciamo così renderla oasi che poi oasi non è. Adesso un po' la oasi di Bordalia è frequentata, purtroppo è frequentata da persone che non sono abituate ad andare in montagna, e quindi succedono anche interventi del pronto soccorso alpino che mi pare abbastanza frequente, ma a parte quello
tra cani, questo e quello, la protezione dell'ambiente mi pare che viene sempre un po' meno, quindi anche questo sarebbe un problema da sollevare, di portare persone appassionate che vengono con una certa educazione, no? Io sono dell'avviso che una farfalla che batte le ali qui da noi cambia il clima a New York, esagero ovviamente, però bisognerebbe essere presenti, ma una presenza che non incide sull'ambiente. Però dici che la proprietà da chi, dicevi di Tonono, dei fradi di Tonono, dopo si sa con le divisioni è passato in nevu, però Ombla Dio è stato comprato da un imprenditore da Vicenzo. E perché questo disinteresse, questa indifferenza, o chi i compro per approfittare dei contributi e dopo lascio la dut. Ma lamenti, io che sotto l'alloggio a Umberto un numero 24, ero i numeri des vacchios pitturati ahí sul club, oltre che svevo in cielo nome. Sì, ma le vacche, per chi adesso non sa queste cose, andavano nel loro posto da sole, mettevano il numero per poter individuare il proprietario, perché quando poi pesavano il latte sapevano di che proprietario era, quindi il numero non serviva tanto per mettere la vacca al suo posto che sapeva andare da sola, quanto piuttosto per individuare il proprietario, e quando si pesava il latte sapevano a chi accreditare la mungitura. Era tanto importante questa risorsa de svatios, no? A io che il numero 24, che quando mia madre è stato ricoverato all'ospedale, chiacchiere di un gruppo di anni fa, era il numero di Vordagliet, numero 26. Appena entrato dentro mi ha detto, il numero dal libretto dell'Atario. Pensate l'importanza, pensate agli accostamenti che si faceva un viaggio. Ma torniamo al discorso di vi ho lasciato là tutta, la io ero appassionata, a chi è vinurtios, a chi vi il degrado, ma non varesi ne da oblea cui che compro a manco a regolare e non di lasciare tut dispierdi che sto slamieros da ruzin, che slegnam fredde sciut, che sloc, che avevo adesso per vecchio un loc, un passion di chiaros e piuros, perché candy tanti clubs. Sì, come origine anch'io penso che non era proprio il massimo per per le vacche da latte, saranno state anche manze, come dici tu, animali piccoli, no? L'osservazione che fai l'ho sollevata ancora 40 anni fa o 30 anni fa, perché oltretutto io che sono confinante come proprietà ero preoccupato di questa crescita dell'erba, basta un cerino, parte il bosco. Quindi non è un problema solo di bellezza, solo di passeggiate o solo di mantenere le cose, è anche un problema per i fuochi, no? Siamo fortunati che non siamo come in Sicilia che abbiamo i piromani, però se domani un fulmine o qualche passante involontariamente accende una sigaretta e parte, qui il fuoco non lo fermi. Perché io ho acceso fuochi, nel senso per pulire i terreni, ma so come va, non lo fermi, quando parte un fuoco è impossibile. Quindi avevo sollevato al comune, però ripeto, a nessuno interessa niente, nessuno vuole mettersi in conflitto. La tua osservazione è giustissima, perché io dico, come tu sei obbligato a tenere una determinata cosa e paghiamo le tasse per questo, i servizi eccetera, almeno un poco insomma, no? Sì, visto che ci sono anche delle possibilità, oggi danno dei contributi, io ho parlato con la proprietà che potevamo fare anche un pezzo di strada per poter arrivare alla casera a mettere a posto, quelli mi hanno detto ma no, non voglio fastidi, cosa vuoi, è una roba che non mi interessa. Non mi interessa, però il tuo capitale che hai investito lì, se domani devi venderlo non lo vuoi svendere, no? E abbandonato che neanche i proprietari, neanche i locali possono utilizzarlo alla fine, che magari qualcuno potrebbe, il ragazzo, anche a favorire, ma la burocrazia è tale che anche il proprietario dice no, non voglio avere fastidi, no? È un insieme un groviglio di problematiche che porta a questi risultati, insomma, oltre il fatto economico che non è redditizio logicamente. E come Umberto è stato un chilim, i lini non bladio tadalta, 1604, in due che vedim un'opera d'arte.
questo larice abbiamo i segni del passaggio di un ungulato, molto probabilmente cervo, che quando fanno fatica a trovare cibo possono nutrirsi anche della corteccia dell'albero o possono strusciare il palco quando durante l'estate lo devono pulire dal velluto. Possono strusciarlo sia per lasciare anche delle marcature odorose, ma anche appunto per togliere il velluto. E qua, adesso non saprei quale dei due casi sia, però senza ombra di dubbio qua abbiamo il passaggio di un ungulato, uno scortecciamento. I villa fortuno di chiatà che sorto l'arci, vecchion, sam, nentie carolar. Chialaita qui e io rubo unico, plea des lavinos, des grandos neveros. Pensate che la Repubblica di Vinesio, io pagavo benon per vio che io compravo per fare la sos gondolos. E che fin degli anni 40, così mi contavo mio padre, che era boscadur, che avevo dei fiduciari da Venezia che venivano in Tiarnio e loro io lavoratori dei martuors, che sarebbero degli avvalamenti naturali, là che crescevo io l'arz e magari pleate slavinos e chiappavo questa forma. Ma questo è un esemplare più unico, alle al che c'è.
Un'emozione unico, raro diris. Rivado su in un bladiot ad alt. 1600 metri di altezzo. Vedio la casero, sì, di Stiandolo e Lamiero, ma vedio che sto sorto piramide la clamares. Fatto di clap, luparo lavinos. Non hai mai veduto uno rubo così grandioso. Clapoms che mi domandi cemut che io han portat ca. Saldat su come da puoc con tunti di malto, ma per vecchio ero fatto tipo mursa sec e varrà oltre 100 anni. Umberto, per te è noi una novità, per me sì. Cemut varrà nei fat che stoms enti a progettare una roba del genere, enti l'idea per salvare la casero di fare questo sorto piramide parolavinos. Ma secondo me non è che abbiano tanto avuto fantasia, era insito nel loro modo di pensare, di custodire le cose, di avere, diciamo così, la possibilità di fare fatica ma di ottenere dei risultati, no? Perché dovevano venire e durare per parecchi anni, quindi aguzzavano l'ingegno, sceglievano il posto fuori delle slavine di solito, se poi era il rischio della slavina intervenivano come hanno fatto qui con questa costruzione in sassi, ovviamente con grande fatica, rotolati dai sassi vicini, così pulivano anche i pascoli. Quello che ho notato adesso, che di solito si cammina, si va veloci, è sempre, come dicevi tu, un'emozione vedere e passare, però stavo guardando che contemporaneamente aveva fatto la casera, hanno fatto anche la piramide, come dici tu, perché vedo la stessa mano che ha lavorato nei due manufatti, quindi deve essere della stessa epoca. Il progetto mentale, senza scarpe, senza ovviamente autorizzazioni, senza niente, ovviamente è stato fatto da quello che desiderava venire a pascolare, perché si doveva riparare dalle intemperie per vari anni. Poi facevano anche il formaggio qua, non è che non... Però ci fermiamo un momento su questa piramide. Ecco, grazie a chi ringrazia di cor, Video Telecarnia, che hanno dato la possibilità di entrare per Sfameos. Grazie a Celestino Vezzi, che si rivazza a pe fino a Cassù. E non è semplice, e per fortuna che vince il tempo. Però c'è chi ammiri gli Chiantonai. Gli Chiantonai sono fatti a speech. Pensate, l'opera d'arte a noi un club fuori squaro. A chi ero mie di ingegneri, mie di geometras e varrà oltre 100 anni e continuo a tenere bot. Umberto. No, volevo dirti, fare un suggerimento. Siccome vedo che la casera è ai limiti e adesso il vento ha portato via qualche lamiera, perché la scandola o il tetto in larice ancora l'hanno voluto conservare intelligentemente. Cosa hanno fatto? Hanno lasciato la scandola, tavolette di larice e sopra hanno messo la lamiera. Adesso però qualche foglio di lamiera è scivolato via, vorrei interessare qualcuno che venga su a darci una mano a metterle a posto, perché la casera è ancora valida, potrebbe durare altri 30-40 anni, considerato che ha questo blocco di sassi dietro che è ancora robusto e tiene, e quindi non avrebbe nessun problema per resistere. Cerchiamo di darci da fare per interessare qualcuno che venga a darci una mano a mettere sul 4 lamiere. Beh, intanto approfittando di che sta qui oltre 100 anni, durerà altri 100. La casera, come che tu dicevi, fatto sempre in club saldato con tunti di malto, era fatto di schiandolo oscuretto di larch, i vedios breutos di larch, mettudo uno sorocheato, ma per fortuna che l'hanno mettuto con sfues di lamiero, e c'è che dice Umberto, mi sembra giusto, per i spiedi di cui che ha lavorato tanto e sudato. Chiatà che con buon volontari gioventù che vigna a salvare la casero, tornando a saldare gli sfues di lamiero. A sarebbe veramente un'opera per di rispetto e per di grazie che vince imparare a chi
che sono arrivati, ma tan prima di noi. Ecco, qui erano las loggios, purtroppo hanno perduto anche il cuvierto. E sarebbe un tic da mettere in mano, ma intanto salvin la casera, c'è detto Umberto. Assolutamente, se cade la casera dopo non c'è neanche la possibilità di ripararsi, per quelli pochi, per fortuna che sono pochi che passano, che lasciano la loro traccia come dappertutto. Io sono un po' contrario a questi personaggi, ma comunque sia dobbiamo anche educarli al rispetto. Mi sono consolato vedendo 2 vetri ancora intatti, che quindi penso che siano anche quelli originali, e di quanti anni fa non so, però vedere 2 vetri in malga in una desolazione di abbandono così significa che insomma un po' di gente con buon senso ci sia, insomma. Adesso, come dicevi, vediamo di dare una mano alla conservazione, perché è peccato, è un'opera d'arte, alla fine, come dicevi tu, è anche un punto di riferimento, a parte la panoramica, la bellezza, che vedi vedi il Chiadeni, no, il Chiadeni non si vede onestamente, Che ponto? vedi sì, Sì. l'Avanza, Che di il là? Fleons, il Navagiust, poi la creta di Bordalia, il ghiaione famoso, il lago non lo vedi perché è dietro, comunque sia abbiamo una bellissima panoramica che dà addirittura sul passo di Montecroce di Comelico, non si vede ovviamente il passo, ma la direzione è quella perché ci sono le Dolomiti di Sesto e quindi si vedono quelle. Dopo dietro di noi ci sono questi bei muraglioni per chi vuole fare le scalate, quindi un posto invitante, insomma. Camosci e cervi, oggi tu facevi confusione, non abbiamo potuto vederli, ti ho detto devi star zitta, ma tu zitta è difficile farti stare, e così hai fatto scappare, altrimenti Celestino avrebbe ripreso anche qualche bel cervo, che è la stagione degli amori. Ma chi ha il regno ente des marmottos, e a chi podim vedio las tanos. Ecco, las marmottos sono stati portati in modo a Tonono in gli anni 50, che avevo tolto scubios al Parco del Gran Paradiso. Sì, esattamente. Poi sono state messe in Fleons e da Fleons hanno viaggiato fino sul Coglians. Allora mi è venuta una considerazione, Umberto. In Egitto hanno salvato le piramidi. Hanno detto tanti turisti che vanno a vederlos, di sicuro per osdarte in chiesa, ma che di ombladiot e noi di Mancul. Cerin di salvare Mancul la casera.
a farnos compagnia finalmente alle rivatenti e Lussariali. Oltre Lussariali abbiamo un profumo di burtios, di erbos, abbiamo un paradiso, veramente. E da questo paradiso io sono arrivato su Nicola Ceschia di Glemolo. Io sono proprio contento, Nicola. Guido naturalistico, appassionato di mondo, e ci avevi tanti chiacchierati di che sorto parolavinos che mi ha impressionato in me. Contimi, appena che tu sia arrivato su da questo mondo di Ombladio, ci ha provato. Allora, mandi a Ducchie e grazie novella dall'invito. Sono veramente contento di essere qui perché una struttura come che non avevi mai veduto. Veramente ho sin fortunato a poter salire anche con un sentire a vonde facile per vedere una struttura come questa che è un'evore meritevole di essere protette, proteggiute e magari anche la casere un ticuto ripristinate partendo dal tetto e preservate appunto. Ma poi anche se non fosse per il Paralavine, dove la vallade è bellissima, la vallade di Ombladio, anzi mi corregge, perché ho visto la creta di Bordaglia, la via è bellissima di Viodi, ma dopo il panorama al va sul Monte Avanza, sulla creta di Avanza, gli dà ora al saresse la vallade di Fleons, e ossia anche in una zona particolarmente interessante per ciò che riguarda la geologia dal territorio, per ciò che qui da Chiarni al confine con le Austrie o vin dal Cret che è veramente vieli, quasi 10 miliardi di anni, ma ho vin anche un'alternanza, no? Gli smons come l'Avanza, l'Ombladio Chidaur, la Creta di Bordaglia, sono testimoni di antichissimi scoglieri corallini dal periodo dal Devoniano, si dice, ossia quasi 400 milioni di anni fa. Ma passando di questo, ho visto in queste zone anche gli stracci e i segnali di un'antichissima orogenesi. Dunque noi ho conosciuto le orogenesi alpine e infatti anche mo ho potuto apprezzare le Alpis. Questi monti bellissimi che vanno dal Mar del Tirreno, da Liguria, no? E finiscono in Croazia quasi. Bene, in questi monti come l'Avanza e Creta di Fleons e via di Sin, sono anche testimonianze di un'antichissima orogenesi, fin tremai di 300 milioni di anni fa, che è conosciuta come l'orogenesi ercinica, che è lasciata da stracci dal Cret, e infatti gli mons come il Monte Avanza sono quasi diventati di marmo, dal calcare o sin passati al marmo, e anche il Cret da Sarenaris e da Smarnis di antichi fanghi dal mare, dal Monte Fleons eccetera, si sono trasformati in scisti e altri tipi di Cret che si chiamano metamorfico. Quindi Caovin una da pochi, se non l'unica zona da regione con il Cret metamorfico e nodome sedimentari. Veramente una fortuna essere qua con te. Allora tu mi hai fatto proprio una bella lezione. Tu mi hai chiacchierato di marmo dal Monte Avanza, ma no, tu sai che da oltre 100 anni dal Monte Avanza abbiamo il marmo fior di pesco carnico che va in tutto il mondo e continua in modo a vallo. Ma come lasciando un marmo, chiacchierin di Ombladio, chiacchierin del tuo lavoro, allora tu sei guido naturalistico e che tu insegni in Chiarni a Sudri. E sei contento, così tu ti appassiona il nostro chiero, e perché no tu ti attarás uno bielo chiarnielo, che sta l'auguri. Ascolto, c'è itineraris fatto con che criteri scegli tu itineraris? Quali sono le domande che tio clienti ti fas? Allora, io di formazione ho vendo formazione di scienze naturali con poi una specializzazione ta faune, quindi ta inemai. Quindi a me il tipo di giro che al Plus proponi è un giro per esplorare gli mons sempre seguente dai facili sentirsi. Infatti io non sono una guida alpina, sono una guida naturalistica, se covente il cascut, l'imbrago, non è robe per me. Io ho smeni a di
degli ambienti alpini, ambienti che sono meritevoli e a vadin preservati, perché anche con le storie del cambiamento climatico, che anche il 14 di ottobre e sin quasi ti mani scurtis, no? Veramente masse chialte. E quindi l'avvio di degli ambienti che sono meritevoli di essere preservati. Ma dopo, per esempio, in questo periodo qua ho avuto gli studi a sentire il bramito dal cerf, no? Che è il bellissimo periodo dall'Andula, che la voce dal re della foresta si sente rimbombata tali svaladis. Noi abbiamo anche la fortuna di là fare il censimento, per esempio, il Monte Terzo in Alta Valle del But, per il parco comunale, o facendo il censimento dal CERF, con la nostra associazione che è Wild Roots, che vuol dire il sentir salvati in un certo senso. Il sentir salvati non è come il tracciato, ma anche che l'insieme di intrecci e di legami che tu chiati sta l'ecosistema alpino e non dome alpino. Tutte che fitte relazioni da il fong tatiere al grifon, al saresi il variul in furlan, che al domina il cil. Bene. Tabaian das domandis che nos fasin un evore importante come è il discorso dai grandi predators. Il lof e l'ors a fasin anche mo un evore di pore purtroppo, ma infatti una das robis che hai più a cur alle spiega e affrontare questo problema che è sempre trattato in maniere masse banalizzate, mi verrebbe di dire, dagli articoli di giornale. Quindi a son mai che sono sempre stati agli nostri territori, o eri no che avevi copas duc e fa sparì, e quindi come si ha di imparare a convivere, ovviamente anche no, o sin da migliaia di anni che viviamo anche in questi robi, anche noi esseri umani abbiamo il diritto di stare qui, e quindi la soluzione è cercare una strada per una convivenza, perché ho vinto una fortuna a vivere in questo bel Friuli, in queste case in Chiarnie, e quindi ho vinto di preservarlo come e vi di noi come se fossimo dai custodi dal territorio e anche da memorie storiche, da tradizione delle vite alpine. E un ultimo domando che ti volevi fare, Nicola, tu fai sentire la didattico coi frutti. A me mi piacerebbe che la gioventù e voglio bombe monte, ma che la rispetti, che ste stati e veduto sciascinato con due clapons, due bie furmiars che avevo anni e anni di storia. Ecco, c'è molto la metti sto con la didattico. Allora, io penso che l'educazione a scuole sia la roba più importante per formare dagli adulti consapevoli e che hanno a cura il proprio territorio e hanno la passione di scoprire un territorio e una cultura anche diverse, quindi non fossilizzarsi ma anche l'ator e riportare magari da ogni stratiere ciò che si impara a tor. Io vedo che i frutti sono sempre uguali come quando eri io frutto, quando tu eri frutto e tu. Ciò che cambia sono i stimoli che i genitori, la scuola e la vita i danno, no? Perché mi sono sorprenduto un'evore a menakes gruppo, ad esempio, di ragazzi delle medie in questo caso, ma si sono stufati a fare camminate, ma quando io ho menato a di una piccole grotte, si sono illuminati voi. Proprio hanno queste curiosità di scuviergi ed emozionarsi e anche la tora anche fassi male ogni tanto, perché una colade, fassi una botte, alle par dal gioco in un certo senso, e a covente per imparare a diventare anche un adulto più responsabile in un certo senso. Quindi io penso che le attività con i frutti, la scuola, dal mio punto di vista è la roba che hai più a cura, perché saranno le nuove generazioni anche che avranno di contrastare ciò che ho fatto no fin come o pensi all'inquinamento, a sprecavie laghe, a disfamons anche parnie in qualche caso, e quindi ho vinto di formare appunto dai giovani consapevoli a mans dal proprio territorio e a mans da curiosità e da scovierte.
Beh, alle un biel auguri che tu non fai e prendi di mandi a questo meraviglioso vallado, a che saria lì canustialdo. Io spero che tu ti chiappi a cor, Nicola, di regolare questo casero, di tornare a mettere la mia rossoro. Tu hai un itinerario nuovo, un giro di pim, di mostrare che sparo la vinos, questo piramide. Quindi grazie Novella, grazie a Ducchi e mandi. A testimonianza che molti degli affioramenti rocciosi della zona sono di calcare, abbiamo anche delle tracce di carsismo. Queste fessure, queste docce, queste scannellature sono uno degli esempi di carsismo epigeo, quindi che si vede sulla superficie, dove invece quando ce l'abbiamo sottoterra lo andiamo a chiamare ipogeo e potremmo avere una grotta. Come funziona? Praticamente la pioggia, passando in atmosfera, e anche la neve ovviamente, riceve un po' dell'anidride carbonica dell'atmosfera, dell'aria, entra all'interno della goccia dissociandosi in acido carbonico. Cadendo su un substrato fatto di carbonato di calcio, quello che comunemente chiamiamo calcare, questa pioggia o neve ha un certo potere di scioglimento, infatti si parla di dissoluzione chimica in questo caso. Quindi goccia dopo goccia dopo goccia cadere qua e inizia a sciogliere, scioglie ancora e più fa freddo più il potere di dissoluzione è maggiore, perché è maggiore l'anidride carbonica che può entrare all'interno della molecola d'acqua o del cristallo di ghiaccio appunto. Altri esempi di carsismo ce li abbiamo bellissimi e famosissimi, soprattutto per gli scalatori, nella zona del passo di Monte Croce Carnico, dove il monte Palpiccolo e anche le famose placche di Valcollina sono proprio l'apoteosi di questi fenomeni carsici, che si possono vedere anche nell'altro versante a Casera Bordaglia, e che, parlando almeno per i miei gusti, trovano proprio la coronazione massima nell'altopiano carsico del Canigni invece, quindi nelle Alpi Giulie, dove però la grande differenza è che i calcari del Canigni e delle Giulie in generale fanno parte di quel grande periodo geologico che chiamiamo Mesozoico, mentre questi invece sono molto più antichi, Paleozoico, e infatti questi hanno quasi 400 milioni di anni, quindi è una storia lunghissima. Sì, basta interessarli. Macroinvertebrati. Addirittura. Sì, anche in questo che sembra abbastanza saltuario. È una roba rara questa. No, dipende, cioè tipo sul Fleons si trova tantissimo. Faccelo vedere, no? Sono piccoli, non sono bellissimi, Vediamo a favore di telecamera se riusciamo a trovare qualcosa di un po' più grosso. No, di cania. Quello è di prima, l'inquadrato. Sto qua. Anche nei torrenti, nei corsi... Stai registrando? Anche nei torrenti, nei corsi d'acqua, dedicando un po' più di attenzione, alzando i sassi, riusciamo a trovare un intero ecosistema molto affascinante, fatto da tantissime larve di insetti e altre tipologie di invertebrati.
Quella piccolina che abbiamo visto in quel momento è una larva di effemerottero. Effemerotteri sono il genere effimera, appunto, vuol dire che durano poco. Sono delle specie adattate a vivere nei corsi d'acqua freddi e con acqua corrente, quindi in lago non le troviamo, e si chiamano effimere perché appunto durano poco. Una volta che sfarfalla e diventa un individuo adulto dopo aver compiuto la metamorfosi, l'effimera perde l'apparato boccale, quindi non è più in grado di nutrirsi e l'unico suo scopo è riprodursi. Dopo la riproduzione il maschio muore e cade sull'acqua e la femmina invece ha ancora quel filino di energia che le permette di arrivare sul pelo dell'acqua, depositare le uova e poi morire a sua volta. Quindi da larve possono vivere alcune specie fino anche a 2 anni addirittura, quindi stando sotto i sassi e riuscendo a vincere quella difficilissima competizione che c'è, perché alcune specie sono erbivore, diciamo che pascolano le alghe che crescono sotto i sassi, alcune invece filtrano l'acqua e quindi catturano il nutrimento dalle particelle in sospensione, altre invece sono predatrici, come ad esempio alcune larve dei plecotteri. I plecotteri sono quelle che vengono chiamate perle d'acqua e sono anche, non direi le più rare, ma le prime che scompaiono come organismi quando l'acqua non è più ben pulita, quando inizia a inquinarsi. Infatti questi organismi, che vengono chiamati in gergo macroinvertebrati bentonici, quindi invertebrati più grandi di 1 millimetro che vivono nel substrato, vengono utilizzati per fare delle indagini di qualità dell'acqua, quindi sono dei bioindicatori. Se io vado in un fiume e trovo i plecotteri, i tricotteri, gli effemerotteri, ovviamente sono messe in scala le varie famiglie, è un po' più complesso di così, ma se trovo i plecotteri ragionevolmente sono sicuro che quel fiume non è inquinato. Ma questo è un po' controintuitivo, se non li trovo non è detto che il fiume sia inquinato, infatti un'analisi di tipo biologico, come in questo caso, non basta, bisogna sempre affiancare anche un'indagine chimica delle acque, quindi si procede sempre in due strade, analizzando sia il bioma sia poi la componente chimica dell'acqua.